Che parla ai ragazzi e spiega soprattutto la fatica, il lavoro che c'è per occuparsi di cinema. Tu quando vai al cinema, vai in sala e vedi il prodotto finito e ne rimani affascinato, ti butti nella storia, entri nella storia, viaggi e voli per 2 ore e poi torni a casa. Però il lavoro che c'è dietro questa confezione, questo pacchetto è fondamentale nel senso è primario, senza di quello non ci sarebbe il risultato, dalla fotografia, dall'operatore, dalla scenografia, dai costumi, dal trucco, dal parrucco, tutte le figure che uno non vede ma sono fondamentali. Il cinema non è soltanto ciò che in superficie si vede sullo schermo, quelli sono gli attori, hanno un loro successo, questa è la storia del film e questo è il regista, punto. No, senza quelle figure di cui ho parlato precedentemente non ci sarebbe l'opera cinematografica, per una semplice ragione: la fotografia è una espressione in una singola immagine, quindi è un'espressione in un singolo individuo, esattamente come la pittura, come la musica e come la scrittura, ma non il cinema. Il cinema è un'arte comune, si chiama la 10ª musa perché si nutre di tutte le altre 9 muse. Quando sei bambino fantastichi su come può essere, ma quando te lo spiegano che è un lavoro che ti sveglia alle 4 del mattino, che è un lavoro principalmente perché lo è di squadra, perché il cinema come la televisione è di squadra, perché se tu arrivi su un set ci sono tanti reparti che fanno il loro per poter mettere insieme un film, e questo serve anche per gestire un ipotetico ego che potrebbe sempre straripare, e infatti io dico sempre che io faccio parte del settore recitazioni. E guardi una singola scena di un film che ti piace e poi inizi a pensare chi ipoteticamente potrebbe aver lavorato dietro a quella scena, iniziando a destrutturare per esempio l'attore, come pettinato, come vestito, che cos'ha in mano, dove si sta sedendo, che cosa c'è dietro di lui, com'è illuminato, fuori piove, c'è il sole, tutto questo è tutto finto, è tutto ricostruito, è tutto studiato a tavolino, non c'è niente di improvvisato. Fondamentalmente è quello che succede in post-produzione, che è appunto cercare di legare una voce a delle immagini. È molto interessante e anche molto particolare, molto difficile perché bisogna essere ben preparati. Quando si lavora solo con la voce non è semplice, infatti non è un mestiere che riescono a fare propriamente tutti. Quello che è importante secondo me oggi, tanto il doppiaggio prima o poi andrà finendo e scomparirà, questo è inevitabile, anche perché piano piano finalmente le nostre generazioni più giovani cominciano a parlare l'inglese, cominciano a parlare le lingue, adesso sempre di più i ragazzi usufruiscono di internet per vedere appunto le serie televisive americane in streaming, quindi le vedono in lingua, non le vedono certamente doppiate, e questo è già un segnale importante. Quello che però è fondamentale per qualsiasi tipo di attività che sia relativa soprattutto allo spettacolo oggi è veramente essere preparati e pronti, quindi studiare tantissimo e se possibile rivolgersi anche all'estero. Io penso che studiare sia importantissimo e che chiaramente questo non è un mestiere che si può improvvisare più di tanto. Certo, ci sono i talenti che veramente vengono trovati per strada e poi con l'esperienza crescono, però in linea di massima chi vuole iniziare a fare questo mestiere dal niente, diciamo, riuscire ad entrare in una scuola nazionale per esempio, oltre alla formazione che ti dà il
culturale e proprio tecnico che ti viene dato, ti fornisce anche i contatti per poter entrare, diciamo, tra le prime collaborazioni con i registi, per esempio di teatro. Da noi, io ho frequentato la Silvio D'Amico e appunto venivano a fare degli stage dei registi Venuto Necrosus, Pinasco, Ronconi, ragion per cui insomma è anche un modo per entrare in contatto con il mondo del lavoro, laddove insomma non è poi così semplice riuscirci. Posso consigliare di guardare tanto il mondo e la vita intorno a noi, di non smettere mai di osservare, perché penso che sia un po' quello che poi ti rigenera, quello che raccontiamo la vita, quindi bisogna ubriacarsi continuamente di quello che c'è intorno. Quello che io ho potuto consigliare in qualche modo ai ragazzi anche ieri durante il nostro incontro è quello appunto di fargli capire che fare l'attore è un lavoro molto bello, però credo che sia anche il lavoro più difficile perché comporta sicuramente tanto impegno, tanta volontà, tanto studio, soprattutto anche tanta pazienza e voglia anche di voler fare questo mestiere, nel senso che bisogna crederci sempre, perché non sempre ovviamente è facile, nel senso che magari uno inizia a studiare, si iniziano a fare i primi provini e magari su 10 provini riesce a beccarne, ed è pure una fortuna, uno, ma questo non deve portare comunque a mollare o a non crederci, insomma. Quindi il consiglio è stato questo. Ovviamente ci vuole tanto studio, un percorso lungo che non finisce mai, però insomma bisogna crederci, ecco. Divertente per parlare con i ragazzi, cioè i ragazzi hanno partecipato, gli hai fatto una lezione partendo dal tuo libro. Io ero lì a raccontare il mio film passato e soprattutto il libro che ora è appena uscito, che appunto si chiama La figlia di, e forse anche il titolo in qualche modo li ha incuriositi. E allora un ragazzo tra i tanti ha chiesto di leggere un passo, però mi sembrava assurdo, io non sono un'attrice, non so interpretare, leggo anche piuttosto male, allora gli ho chiesto semplicemente di venire lui al posto mio accanto a me e farlo. Tra l'altro lui voleva fare l'attore, anzi vuole fare l'attore, quindi era ideale. E dopo un primo momento di imbarazzo in cui non sapeva bene come fare, cosa dire, nel momento in cui si è iniziato a divertire ha funzionato. E quindi mi è sembrato molto utile, invece di fare una lezione che poi veramente non ho proprio l'esperienza e l'arroganza, insomma, per mettermi in quella posizione. È stato un incontro, è stato uno scambio, è stata una cosa normale, sana, bella, piena di energia. Fai un aneddoto di questo festival, qualcosa di particolare nell'incontro con i ragazzi? Sono stata molto contenta questa mattina quando abbiamo fatto l'incontro con la giuria di qualità ai ragazzi, perché ho veramente visto delle persone molto attente e determinate, cioè in un certo senso le domande che ci hanno posto non erano per niente scontate ed erano veramente di ragazzi maturi. Mi è sembrato di percepire questa cosa, e quindi sono contenta. Poi li ho visti entusiasti anche parlando fuori alla fine dell'incontro, Quindi hai incontrato i ragazzi fuori poi? Sì, abbiamo parlato, come no, certo, abbiamo chiacchierato lungamente. Nell'incontro con questi ragazzi, cosa ti ha colpito di più? Sono curiosi. E questa è una cosa molto bella. Onestamente l'ho anche invidiate un po', perché quando ero bambina non avevo l'opportunità di partecipare a un festival e confrontarmi direttamente con professionisti di vari settori legati al cinema. L'attore in sé è un pazzo con una valigia piena di emozioni che scommette sul suo cuore. Non tutti hanno la sensibilità per riconoscere un cuore, e quindi significa che devi combattere per far sentire le tue emozioni. Devi accettare le sconfitte, perché essendo un lavoro fatto anche di immagine, tu potresti tranquillamente non avere l'immagine giusta, come potresti avere l'immagine giusta ma non avere il cuore giusto, quindi devi sapere accettare anche quando non sei tu. La prima cosa che bisogna ripetere ai ragazzi è che è un lavoro, è proprio un mestiere e va fatto con amore e dedizione. La mia esperienza in questi 2 anni è cresciuta
posso dire proprio di persona, essendo stato 2 volte presidente di giuria, è cresciuta la qualità dei prodotti, la qualità dei film presentati. Quest'anno c'era anche in selezione un film di buonissime potenzialità, però avendo altri film di provenienza diversa più interessanti, purtroppo non è riuscito a prendere un riconoscimento. Questo un po' mi dispiace. Detto questo, sono contentissimo di questo tipo di attenzione e di quanto il festival organizzativamente, professionalmente, non ha nulla da invidiare a quelli internazionali, italiani, principali. Bravi, non so come ringraziare per questa bella impresa e gli organizzatori. Una carriera lunghissima la sua, no? E oggi è possibile ancora lavorare per così tanto tempo? Che cosa fa la differenza? Ci tengo a sottolineare questo mio ringraziamento, grazie buon Dio perché mi hai dato una lunga vita. Questa lunga vita mi ha insegnato tante cose, mi ha dato anche momenti come succede sempre, no? È chiaro, momenti pesanti, difficili, anche dolorosi. Tante cose molto belle, tante esperienze belle e questo regalo continua anche questa sera qui a Vittorio Veneto, quest'altro premio che mi viene e alla fine credo che dirò non viziatemi troppo però, accidenti, no, mi state viziando perché poi come faccio a disintossicarmi?